Si chiama Rimbalza Italia e sono misure per contrastare l'emergenza economica causata dal coronavirus. Lo hanno sottoscritto più di 60 realtà economiche e sociali veneziane. Il dossier è stato presentato dal sindaco Luigi Brugnaro dalla Smart Control Room del Tronchetto. Già il 14 aprile un documento di proposte sottoscritto dai 44 sindaci dell'area metropolitana, poi ripreso e integrato con i 7 sindaci capoluogo del Veneto, era partito da Venezia, destinazione Palazzo Chigi. Questa volta il governo ci deve assolutamente ascoltare, perché noi siamo resistiti, stavamo riprendendoci dall'acqua grande, da una grande disgrazia che era successa a novembre. Non è pensabile che si voglia addossare sempre ai cittadini di questa città, ai lavoratori di questa città, l'idea che comunque ce la faranno da soli. Le proposte di Rimbalza Italia sono di vario genere: conferma del decreto sblocca cantieri, rifinanziamento del bando periferie con almeno 1 miliardo di euro, allungamento ad almeno 20 anni dei tempi per la restituzione dei finanziamenti alle imprese, sospensione delle scadenze fiscali e misure di sostegno per locazioni commerciali e abitative. E ancora, cassa integrazione di 52 settimane per il turismo e indennità mensile di almeno 600 euro per i lavoratori parasubordinati e autonomi o stagionali fino a marzo 2021. Non sono manovre campate in aria, ma sono manovre che hanno un fondamento tecnico, giuridico e soprattutto economico. Siamo ancora in tempo per dare una spinta a questo Paese e riprenderci, perché abbiamo delle economie come quella sul turismo, su cui chiaramente noi puntiamo principalmente, che può risollevare le sorti di questo Paese. Ad esporre Rimbalza Italia, assieme a Brugnaro e Zuin, in collegamento web, il commercialista e già viceministro all'economia Enrico Zanetti e il presidente nazionale dell'Ordine dei commercialisti Massimo Miani. Noi pensiamo che, oltre a chiedere misure per proteggere la nostra filiera economica, siamo anche convinti che se ci ascoltano possiamo uscire migliori di come siamo entrati da questa crisi.